Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la semifinale playoff Serie C2 per l'ingresso in C1 che vede affrontarsi Futsal Emiri e Figarazzi. Nel frattempo aspettiamo che le squadre possano entrare in campo, al momento qualche minuto di ritardo, ma credo che ne valga la pena per assistere a questo importantissimo match. Ma nel frattempo ecco le squadre che arrivano, capitanate da La Targia da un lato, Rappa dall'altro, numero 7, numero 5 a confronto. Due giocatori che chissà se oggi si affronteranno in campo, in quale porzione, probabilmente sì. La tecnica di La Targia contro l'esperienza e la tattica invece di Capitan Rappa sicuramente sarà uno dei mismatch all'interno di questa partita. Nel frattempo le due squadre si stanno scambiando il classico cenno prima di iniziare con i due capitani insieme ai due direttori di gara. Oggi abbiamo il signor Francesco Sant'Angelo della sezione di Trapani e il signor Salvatore Oliveri della sezione di Palermo, un duo arbitrale importante per una partita che lo è altrettanto, ma ricordiamo oggi non è l'unica partita per questi playoff di Serie C2, in quanto si affrontano quest'oggi anche Città di Marsala e Ioppo. Figarazzi che ha la possibilità del doppio risultato, una grande fortuna probabilmente quella per mister Orlando, che però chiaramente la conosciamo, sappiamo che non sei un allenatore capace anche forse di impostare una gara per il pareggio, ma un allenatore che cerca sempre la vittoria. Nel frattempo bellissimi qua il tifo delle Figarazzi con i primi fumogeni che arrivano, fumogeni bianchi per ricordare infatti i colori sociali bianco-blu delle Figarazzi. Nel frattempo noi vi mostriamo anche il nostro scoreboard, risultato chiaramente di 0-0, poi il cronometro, come ricordiamo in ogni nostra diretta, partirà dall'istante in cui ci sarà il primo pallone toccato. Qui mister Orlando a discutere con i suoi, vediamo chi sarà il quintetto iniziale. Ne possiamo un po' ipotizzare: Rinicella tra i pali, Rappa, Vallecchia, Salerno e poi Sanso, ipotizziamo, ma vediamo se effettivamente sarà questa la scelta. C'è anche un certo Comito che chiaramente è un giocatore di una classe impressionante, il professore Comito, che infatti parte dal primo al posto di Sanso. Avevamo pronosticato questo quintetto, l'abbiamo preso quasi tutto. Dall'altro lato invece abbiamo Poma, abbiamo Messina tra i pali, abbiamo anche Presti Giacomo e infine con la numero 8 Vittorio La Barbera. Dunque panchina per il capitano Francesco Latargia, che sarà sicuramente una grande risorsa. Gara in corso, nel frattempo Salerno sul punto di battuta, fischietto in bocca per il direttore di gara, ha detto che adesso dovrebbe iniziare la partita. Vediamo con Salerno, si stanno coordinando. Inizia anche il match con Salerno che torna dalle parti di Vallecchia. Adesso Rappa. Vediamo come le imposterà il Futsal Emiri. Ricordiamo che queste due squadre sono già affrontate in 3 occasioni quest'anno, dunque non è una gara un po' improvvisata. Le squadre si sono già ritrovate contro in ben 3 occasioni. I risultati possiamo dire che sorridono al momento al Figarazzi, perché in campionato è arrivata una vittoria con il risultato di 5-1 per gli Emiri. Era la prima di campionato, invece è arrivata una vittoria invece per il Figarazzi nella gara di ritorno 5-3. Magari invece a fare un po' la differenza potrebbe essere tanto Presti Giacomo allo spazio, calcia col mancino, palla fuori. C'era anche l'inserimento di Poma, ma Renicella molto attento, fa subito ripartire i suoi con Giorgio Vallecchia che vuole esplodere con la sua grande tecnica, è molto rapido, mette in mezzo per Salerno, palla allontanata, poi cerca sempre Vallecchia al tiro. E oggi può essere veramente la sua partita. Intanto Poma in velocità, Poma! E poi Renicella. Ma dopo un minuto abbiamo già avuto 3 occasioni da gol. Che partita! Insomma, ci aspettavamo sicuramente un Figarazzi abbastanza battagliero in campo, però anche gli Emiri non sono da meno. Sanno che la sicurezza del doppio risultato non può essere un qualcosa che può farli stare tranquilli. Tanto Comito, sempre molto elegante, poi Vallecchia secondo palo, Salerno, e Messina esce bene con il petto addirittura di no, poi Comito prova a riapparecchiare per Vallecchia, Presti Giacomo agganciato da Salerno, gli chiede scusa, lo abbraccia, si rialza, ma dopo 1 minuto e 40 risponde anche il Futsal Emiri con una super occasione per Salerno. Dunque, stavamo parlando della gara della Coppa Sicilia, con il successo del Figarazzi proprio in questo campo, con Messina protagonista assoluto, da portiere un gol. Salerno cerca il tiro di punta, viene fermato, Presti Giacomo si autolancia sul sinistro, Rinicella
non va in presa con le mani, cerca invece di respingere con i piedi. Una decisione questa delle portiere. Per lui una grande annata quest'anno, sicuramente grande merito a lui va dato, oltre chiaramente alla difesa, per il dato statistico della migliore difesa di questo campionato. 49 sono i gol subiti. Intanto Poma cerca la conclusione, murata da Rappa con il petto, quasi senza nemmeno sentire dolore. Intanto Poma si cerca di sgusciare via. Vallecchia sembra veramente tanto in giornata il 30, si autolancia. Vallecchia, doppio passo, è molto rapido, lo salta ma non verso l'interno, con Presti Giacomo che invece chiude tutto. Poi Vallecchia presta veramente alto, commette però anche fallo, ma sarà una gara forse anche molto aperta a questo tipo di interventi, con contrasti, e chissà che non ci sia qualche tiro libero sia da una parte che dall'altra. Intanto l'anticipo da parte di Rappa su La Barbera, che non lo fa girare. Buon lavoro qui da parte di Rappa, lavoro classico da parte del centrale. Prestigiato, pressione di Salerno, poi La Barbera punta a Comito, va sul fondo, cerca anche un passaggio, non riesce e riparte invece Vallecchia con l'esterno. Salerno rientra, trova Comito che guarda la porta, poi Vallecchia riesce alla conclusione, ma era una buona occasione quella del Futsal Emili. Poi Poma respinge subito, anzi risponde subito il Figarazzi, però Rappa non è d'accordo. Ci sono veramente spazi per un po' di pausa. Vallecchia dal sinistro trova l'angolo più lontano, quello più difficile, ma anche quello vincente. Sultanza, l'abbraccio della vicenda, ed è 1-0 per il Futsal Emiri. Sì, Giorgio! Respira, Gio! Un grande inizio quello degli Emiri, che sbloccano immediatamente il risultato e portano in discesa la sfida, ma il Figarazzi è una squadra che non è mai abituata a mollare in campo, e dunque ci immaginiamo una ripresa rapida per la squadra ospite, oggi accompagnata da grande pubblico. Vallecchia di testa, Presti Giacomo vuole il tiro, sterzata, poi Vallecchia fa tutto solo, subisce anche fallo. Ma che partita, che inizio per Giorgio Vallecchia. Veramente un inizio incredibile per Vallecchia. Si cercava forse la giocata del singolo, e quel singolo doveva essere lui. Giocatore classe 2000, ricordiamo. Vallecchia. Poi scivola, Rappa, Comito, palla geniale a cercare proprio Vallecchia. La Barbera capisce tutto, si riparte poi con Presti Giacomo che cambia tutto per il compagno. Sbaglia l'aggancio, non è perfetto in questo caso l'ex calciatore dello Iato. Comito vuole il posizionamento di Rappa, infatti dice al compagno di andare più a sinistra, poi si appoggia invece dalle parti di Vallecchia. Rappa, passaggio di ritorno per Comito. Calma, tranquilli. Poi predica calma mister Orlando, che infatti sa bene la partita di oggi è molto importante per i suoi. Scivola La Barbera, però commette fallo. È nostro. Perché ha agganciato Rappa, però ha preso anche una brutta botta proprio col gomito, dovrebbe essere, se non abbiamo visto male. Però è pronto a entrare anche Parisi. Questo è il posto proprio di La Barbera, vediamo. Così, Giorgi. Anzi no, chiedo scusa, entrerà Andrea Marchese, non Parisi, la numero 11. Vediamo se effettivamente Marchese è un pivot, dovrebbe infatti schierarsi lì davanti. Dentro anche Parisi, dunque fuori Presti Giacomo, che dovrebbe andare sull'esterno. Marchese invece è in versione pivot, quello è il suo ruolo, dunque ipotizziamo che possa giocare in quella posizione. Nel frattempo sarà calcio di punizione con Comito, lui che ha un grande calcio da fuori. Vediamo se delizierà il pubblico presente con una delle sue conclusioni o se invece tenterà uno schema. C'è Vallecchia piuttosto solo, anche Rappa in realtà. Comito va con la punta, prende il pieno Paresi, poi Rappa ancora. La respinta sempre di Paresi, che è molto attento
ha respinto. Salerno, Comito. Vallecchia, non punta, Rappa, di ritorno Vallecchia! Non inquadra la porta, ma ancora una volta gioca benissimo e Fuzza le mire. Ficarazzi però non pervenuto. Un ottimo inizio quello degli Emire, che nonostante la possibilità del doppio risultato non ne sembrerebbero forse accontentarsi del pareggio, ma vogliono vincere la partita. Credo sia l'atteggiamento anche giusto. Si vuole andare, si vuole approdare in C1. Intanto cerca lo scatto Parisi, viene fermato da un ottimo Comito anche con l'aiuto di Rappa. Poi va sul fondo, la tocca Salerno, un po' lo infastidisce, ma Comito riesce sempre ad andare da solo. Poi in mezzo a due, raddoppiato. Anche l'ultima tocca era un po' sfortunata, ha fatto forse il massimo da lì. Poma. Marchese. Poi Rappa, il taglio di Poma, tocco sotto, Comito salva tutto. Grande occasione per il Figarazzi di rientrare in partita, ma Comito non è stato d'accordo e ha fermato tutto. Sempre Comito. Salerno. Nel frattempo sta per entrare Sciacca, lui che è il miglior marcatore in campionato della squadra. Vallecchia. Aggancio felpato da parte del 30 che potrebbe lasciare il campo. Vediamo, Comito in mezzo a due, scarica per Salerno che cerca un tiro con la punta. Forse non il massimo, poteva concludere col mancino o forse servire un compagno, però così non è stato. Nel frattempo c'è un cambio con Crivello che prende il posto in difesa per Prestigiacomo, dunque si torna. C'è anche Riesi in realtà in campo, quindi Riesi, Marchese, Crivello e Parisi. Riesi con l'esterno trova l'inserimento di Crivello, poi si torna ancora dietro, sempre Riesi con l'esterno, poi palla ancora in mezzo con il duo Comito e Rappa, molto bravi qui a chiudere. Intanto fuori Vallecchia, dentro Sciacca, un cambio che effettivamente abbiamo quasi anticipato. Nel tempo Comito chiama il cambio per Sanso che fa il suo ingresso. Rappa, Salerno riesce a stoppare nonostante la marcatura di Crivello, poi Rappa, poi va giù Sciacca, ma si continua, tutto ok. Crivello allarga il gioco con il Salerno che lo tallona, prova a dargli fastidio, poi Sciacca contrasta, Sanso aggancio perfetto, forse torna dietro, non sa cosa fare l'ex calciatore del 3M, ma torna dietro con grande qualità. Poi Salerno cerca la porta con Messina che risponde. Sciacca, Sanso ancora, palla sull'esterno, continua ad attaccare il Futsale Mere che sta giocando una grande prestazione. Crivello. Occhio Manu! Da dietro Manu, non di là. Attaccalo qua, Poi Marchese con Sciacca che va giù, poi nasconde il pallone ma si continua. Riesi calcia verso la porta, non inquadra, qui incrociando. Sciacca è il secondo contrasto che prende, che voleva il calcio di punizione ma non è stato sanzionato. Nel frattempo c'è stato un cambio con Pera al posto di Salerno. Rappa, attacco, Pera, Sciacca, poi Sanso, sempre Pera, va giù, questa volta il fallo c'è, calcio di punizione, fallo di Riesi che va comunque a chiedere scusa al suo diretto avversario. Vediamo chi batterà questo calcio di punizione, potrebbe essere sicuramente una soluzione Sanso. Però vediamo se effettivamente qualche altro, sembrerebbe di no perché l'unico sul punto di battuta c'è largo Rappa così come Sciacca, per invece l'attaccante vero davanti alla porta. Va conclusione di Sanso direttamente in porta con Messina che si esalta mandando il pallone in calcio d'angolo. Grande occasione ancora per gli Emere, questa volta sul piede di Enrico Sanso. Ci ha provato l'ex calciatore di Atletico Monreale e Veco. Sopra ancora una conclusione. Questa
però non è andata bene. Parisi. Molto elegante palla al piede. Adesso Crivello. C'è la pressione di Sciacca che però non rischia. C'è forse un errore in marcatura perché da lì il laterale non esce e dunque consente al Figarazzi di avanzare col Parese. E qui Rinicella compie un assoluto miracolo mettendo il pallone in calcio d'angolo dopo il tiro di punta. Poi Figarazzi che chiama anche lo schema con Parese sotto lo sguardo attento di tanti tifosi. mano. Sciacca lotta qui con Crivello con osso duro, poi spalla la porta Riesi. Crivello ancora si gira, può calciare, rientra sul sinistro Crivello con la punta e Pera salva tutto, poi salta di testa Rappa, ma ancora una volta un grande rischio ha preso il Futsal Emilia. Più un lavoro da attaccante vero quello di Crivello, lui che invece solitamente gioca in difesa. Ha fatto però una grande giocata, però è pronto un altro cambio con Parisi ad entrare per Sanso, che ha chiesto un cambio forse non al meglio dopo il contrasto ricevuto. Marchese. Sta prendendo Danilo, sta prendendo. Riesi. Parisi. Crivello. Ha fatto sicuramente un po' più di solidità in difesa l'ingresso del numero 2 Crivello. Prova il dribbling Riesi, scivolata di Parisi che atterra anche Pera, poi si continua gioco da terra, palla trattenuta, calcio di punizione. Tempo, qualche problema tra Riesi e Sciacca, con Rappa che da capitano prova a mettere la pace vedendo il giovane compagno. Poi tutto ok, rientrato qui con Riesi e Sciacca che si danno la mano e poi lasciano andare un sorriso, tutto ok. Poi Crivello è in due la punizione. È uno schema per la conclusione di Marchese e poi sul palo Parisi è perfetta, avevano fregato praticamente tutti cercando, anzi facendo credere di un passaggio sul compagno vicino, ma così non è stato perché Marchese è andato in porta, però Parisi da portiere quasi vero riuscito a respingere il tutto. Minuto 15 di gioco intanto per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportissimi. Il risultato è di 1-0 per il Futsal Emilia. Parisi allarga il gioco dalle parti di Riesi che può puntare Sciacca, vediamo se lo fa. Poi Parisi, Marchese allarga ancora una volta, cerca il dribbling Parisi, poi Marchese rischia tanto con Pera. Crivello poi mette tutti d'accordo mettendo il pallone in cassaforte dalle parti di Parisi. Riera che cerca il tiro con Riesi, chiedo scusa, cerca il tiro invece con la punta ma non è ottimo. Michele era molto tranquillo anche sul primo palo coprendo egregiamente. Parisi, Rappa, Pera allarga il gioco dalle parti di Parisi che prova a rientrare, lo fa molto bene Parisi, poi Messina non rischia nulla i piedi addirittura quasi da difensore, un contrasto. Rappa cerca di scambiare, adesso forse manca un po' di pepe al Futsal Emilia. L'uscita dal campo di Vallecchia sicuramente fatto notare come manchi qualcosa dal punto di vista della qualità in campo, della tecnica, ma soprattutto mi viene a dire dell'imprevedibilità, perché adesso un po' di manovre abbastanza scontate per gli Emiri che stanno cercando maggiormente di difendersi, come giusto che sia, perché il risultato comunque ricordiamo è di 1-0, un risultato che comunque favorisce gli Emiri e che potrebbe anche andare bene per un pareggio in realtà, perché ricordiamo anche un attimo il regolamento, in caso di pareggio gli Emiri
andrebbero ai tempi supplementari con il Figarazzi e in caso di un'ulteriore parità tra le due formazioni passerebbe la squadra meglio posizionata in campionato. In questo caso, nonostante i punti siano gli stessi per entrambe le formazioni, passerebbe comunque gli Emiri, perché in classifica comunque si trovano al terzo posto contro il quarto, chiaramente il Figarazzi. Intanto è entrato in campo anche Capitan Latargia, vediamo se riuscirà lui a suonare la carica per i propri compagni. Un ingresso importante, lo immaginiamo come laterale destro, infatti dovrebbe agire lui come laterale, poi Riesi l'altro, Crivello centrale, invece Marchese da pivot, lui che al momento non lo ha fatto in questa partita perché ha fatto quasi il centrale, poi un po' il laterale, adesso invece dovrebbe tornare al suo ruolo naturale. E dunque Messina, Marchese, sempre molto in basso il numero 11. Crivello, ecco la Barbera rientrato in campo al posto di Riesi. Può calciare, la Barbera lo fa, prende però Rappa. Sarà calcio d'angolo. Vediamo se ci sarà uno schema con la Barbera, non sembrerebbe averlo chiamato al momento. Per Latargia che cerca il secondo palo, era una conclusione che in realtà si è trasformata successivamente in un passaggio forte. Per poco non veniva preso infatti da un uomo con i calzettoni blu. Poi Marchese è sfortunato perché è l'ultimo a toccare. Renicella in velocità, Paresi punta la porta, Paresi! Messina! Qui l'ha difesa perfettamente il Figarazzi col proprio portiere, classe 2005, tanta qualità nonostante la giovinezza. È una parata da veterano, rimane 1-0 il risultato. Qui Paresi poteva sicuramente fare molto di più, andando tu per tu con Messina. Ha avuto veramente tutto il tempo per poter calciare forse con più precisione, sotto invece di sopra. Pera, Sciacca si accentra, cerca anche la porta, Messina blocca in 3 tempi. La Barbera, Latargia prova ad accendersi il capitano, sale anche Poma, adesso il quintetto potrebbe essere con Crivello centrale, la Barbera e Poma laterali, e poi con la Targia forse dovrebbe giocare da pivot, ma in realtà lo vediamo un po' più indietro in questo momento. Invece no, dovrebbe essere la Barbera il pivot, almeno su questo assetto. Nel tempo si riscalda anche Termini, forse uno dei più attesi quest'oggi, uno di quei giocatori che insieme a Vallecchia forse può dare maggiore qualità tecnicamente parlando. Tanto Pera rischia veramente tanto, poi Poma va ad anticipare la Targia ma non riesce, si gira molto bene la Targia, ancora cerca da terra anche di calciare, poi prova a prendersi un calcio di posizione che di Torigara però non ravvisa, e si va in avanti con Rinicella che però getta con troppa fretta il pallone. Minuto 20 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante su canale di Sportisili, risultato di 1-0 per gli Emiri. Decide il gol al momento del man of the match, Giorgio Vallecchia. Tempo ricco in campo anche Prestigiacomo al posto di Crivello. Rappa rischia tantissimo, infatti per poco non regala il pallone a Poma, lo regala però Prestigiacomo, a centrale di tacco, il di prima! E poi Poma prende il palo, scheggia il palo, ma che rischio per gli Emiri. Ecco Pecoraro nel frattempo con il numero 21, la giocare lì davanti, può puntare la difesa, vediamo, va sul sinistro, poi si ferma, sterzato, torna dietro saggiamente, Parisi. Sciacca vuole girarsi ma non riesce a fare i conti però con la Targia, poi Poma viene anche fermato. Pecoraro, buon dribbling, allarga il gioco, Sciacca si getta in avanti, Pecoraro salta Messina ma non in un secondo tempo con il grande miracolo del portiere ancora una volta. La Targia salta tutti e non subisce fallo, qualche dubbio forse in realtà qui poteva anche starci il calcio di punizione, si continua, Pecoraro getta il pallone fuori, che rischio per il Figarazzi.
frattempo viene chiamato un time out dal tecnico del Ficarazzi, risultato di 1-0, avuto 22, piccolo momento di pausa. Va bene, calma, che arriva il gol. Al momento non abbiamo avuto momenti di pausa, una partita bellissima, 1-0 il risultato, però non ci stiamo annoiando veramente per nulla. Abbiamo avuto tante occasioni sia da una parte che dall'altra, sia per i Ficarazzi che per gli Emiri, con i due portieri protagonisti. Sicuramente un po' di più potremmo dire Messina, ma anche Rinicella ha compiuto delle parate comunque interessanti. Sicuramente il risultato 1-0 va anche un po' a evidenziare la prestazione dei portieri, perché chiaramente è normale che con un risultato di 1-0 va dato anche il merito ai portieri oltre che alle difese, perché se hanno subito soltanto un gol da una parte e 0 dall'altra, un motivo chiaramente c'è. Nel frattempo ancora non è uscito dal campo Capitan Rappa, che vediamo se mister Orlando concederà al proprio capitano qualche minuto di pausa. Dai, Peppe, dai! Vediamo se ci sarà. Dentro Comito al posto infatti proprio di Rappa. Abbiamo chiamato questo cambio, dicevamo non era ancora uscito. Comodi, Emiri. Abbiamo indovinate il cambio, dunque si ritorna con Presti Giacomo. La Barbera. C'è la pressione di Termini che ha preso il posto di Sciacca e dunque dovremmo adesso vedere un atteggiamento piuttosto offensivo per gli Emiri, con Comito centrale, poi Termini e Parisi laterali e lì davanti Pecoraro. Intanto commette fallo Parese sulla Targia, che da quando è entrato comunque ha dato forse quella qualità, quella tecnica che al Ficarazzi un po' mancava quest'oggi, dobbiamo anche essere sinceri. Il numero 7 sta dando questa qualità. Sarà calcio di punizione. Nel frattempo Vallecchia non si riscalda, però quest'oggi è la nostra postazione. Vediamo se farà il suo ingresso per gli ultimissimi minuti, perché ricordiamo manca poco più di 5, contando anche il timeout, in realtà 6 minuti circa. È uno schia, palla in mezzo per Poma che calcia 2 volte e poi se la ritrova lì Rinicella che blocca. Termini. Poi scontro con la Barbera. E giallo per Vallecchia. Giallo per Vallecchia per proteste. Signor Sant'Angelo ha ammonito Vallecchia per una protesta di troppo. Stanno segnando infatti l'ammonizione per Vallecchia. Pallone in rimessa con il Ficarazzi, con il Presti Giacomo che dovrebbe restituire il pallone, infatti fa così. Bellissimo gesto di sportività per due squadre che stanno giocando una gara piuttosto maschia, però sempre con correttezza, bisogna dire. Comito, Parisi, buono qui l'aggancio, va a girarsi con il tacco, va via in un primo momento, poi in un secondo palla termina in out. La Barbera. Poma, Suola e poi scarico su Francesco Latargia. Adesso Presti Giacomo, c'è il taglio di La Barbera, non riesce però a servirlo. È una idea giusta quella di La Barbera. Più buono nell'anticipo su Pecoraro. Presti Giacomo, sempre La Barbera si gira, calcia! E Rinicella smanaccia in calcio d'angolo. Sempre molto pericoloso quando calcia La Barbera, però dall'altra parte ricordiamoci il portiere che ha subito meno gol in campionato, 49. Calcio d'angolo non sfruttato, sarà rimessa per il Futsal Emiri, con la Targia che restituisce il pallone a Parisi. Comito, Termini, se si accende il 29, è entrato però non è riuscito ad impattare, forse per come
Sicuramente un giocatore come lui potrebbe fare questo. Bisogna dirlo. Poma. Presti Giacomo, allarga per la Barbera, lo spazio, fronteggia a Termini, lui torna però dalla targia, 1-2, Poma cerca il passaggio ma provvidenziale, Pecoraro in fase difensiva a sventare tutto, poi la targia con Pecoraro si scontrano, quasi un tiro di la targia verso Messena. Presti Giacomo, la Barbera avanza, chiude molto bene coi palesi, poi cerca un taglio che non arriva, Presti Giacomo lascia lì a Poma, passaggio di ritorno, Pecoraro riesce a domesticare questo pallone, riparte in zona d'attacco, c'è il taglio per Parisi, finta di scaricare, poi torna dietro saggiamente da Comito. Termini. Comito. Prova l'1-2, Termini, c'è lo scatto di Comito, cerca di darglielo ma non riesce, poi Pecoraro si allarga, vuole calciare, non lo fa con i tempi giusti, palla fuori. Presti Giacomo, c'è spazio ancora per poter costruire qualcosa, mancano 2 minuti più uno di time out, dunque almeno 3 minuti. La Barbera cerca un dribbling, lo ferma Pecoraro, poi scivolata di la targia, poi Comito lascia lì il pallone, Pecoraro per Parisi, apparecchia per Termini e poi Poma la prende con il petto, ma tanti dubbi, si è chiuso sicuramente a riccio per non prenderla con le mani, però protesta tantissimo il Futsal Rimini perché vorrebbe un calcio di rigore. Intanto giallo per Presti Giacomo, però il fallo dovrebbe essere stato di la targia, non di Presti Giacomo. Se il fallo sanzionato è quello che abbiamo visto su Comito, sul rigore invece non è concesso. Bisogna sicuramente riguardare le immagini perché Poma aveva sicuramente le braccia attaccate, adesso con il petto sembrerebbe, però non abbiamo capito se è stato concesso calcio di rigore perché le braccia di diritto di gara non ci hanno aiutato. Intanto giallo per la targia e non per Presti Giacomo, giusto così perché il fallo non l'aveva commesso lui. Prendi la palla, prendi il rigore! Però non dovrebbe essere stato dato il calcio di rigore, almeno da una prima ricostruzione. Adesso c'è un po' di confusione in campo, però il rigore non è stato chiamato, dunque diamo conferma, non è calcio di rigore. L'intervento di Poma è stato regolare. Il Figarazzi ha sicuramente rischiato tanto e viene chiamato anche un time out però da mister Orlando. Dunque momento di stacco in questa partita, 1-0 il risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante sono gli Sportisini, ma siamo sicuri che sicuramente ci seguite fin dalle primissime battute, fin dal primo minuto in campo, perché è una gara che veramente sta meritando tanto, con due formazioni che forse meriterebbero in entrambi i casi una promozione nel campionato di C1. Guardiamo poi l'altra semifinale, quella che vedrà scendere in campo Città di Marsala e Pioppo. In caso del Città di Marsala, si torna in campo quindi con lo stesso quintetto: Comito, Parisi, Pecoraro e Termini. 4 dovrebbero essere i falli. Sarà quindi rimessa laterale, risultato sempre di 1-0. Andrà Parisi, però forse restituisce il pallone e infatti è così. Falla pizzicare, ma Presti Giacomo, Parisi, poi la targia ancora per Parisi, allo spazio, calcio con la punta. Inicella un po' arrabbiato con i compagni, diceva forse di chiudere prima che potesse arrivare questo tiro.
Rinicella cerca di alzare un po' troppo i giri del suo lancio, non un'idea corretta per questo caso. La Targia, poi Poma, che ha salvato in precedenza da un possibile 2-0, che avrebbe potuto tagliare anche le gambe alle Ficarazzi. Presti Giacomo, impressione di Termini, va giù, la Targia si continua, Poma cerca il dribbling su Comito che però non concede nulla. Qui molto molto bravo Comito con la sua esperienza. Poi Termini salta, la Targia va giù, scontro con Poma, chiede scusa, cartellino giallo anche per Poma ed è quinto fallo. Siamo già ben oltre al 30° di gara, se infatti al 33° dovrebbe essere probabilmente l'ultima occasione. Ricordiamo 2 minuti di recupero dati per i 2 time out, però anche qualcosina per il gioco fermo. Dunque ipotizziamo che fossero almeno 3 minuti di recupero, siamo già arrivati al terzo effettivamente, dunque questa potrebbe essere anche l'ultima occasione della partita, almeno per quanto concerne il primo tempo. Comito allarga per Termini che non riesce a passare e poi va bene così. Finisce il primo tempo tra Futsal Emilia e Ficarazzi con il risultato di 1-0 dopo 33 minuti di fuoco. Ma intanto come sempre vi ringraziamo per averci tenuto in compagnia, ma vi ricordiamo di rimanere sempre qui connessi sui canali di Sportisi perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo! Con l'avvocato Giovanni Castronovo non ci limitiamo tanto ad analizzare questo 2-2 dal sapore di fine stagione contro la Supergiovane, ma un campionato straordinario del Castellammare. Soltanto 3 big sono riusciti a star davanti alla tua squadra, ma possiamo dire senza dubbio una stagione da sogno. Sì, finisce oggi una stagione davvero esaltante. Avevamo programmato una squadra per cercare di raggiungere anche con difficoltà la salvezza senza passare ai play-out, invece cammin facendo si è creato una coesione tra squadra, staff, società, dirigenza e abbiamo inanellato tutta una serie di risultati, devo dire, inaspettati, anche perché abbiamo posto alla ribalta regionale dei giovani sconosciuti che neppure noi avevamo contezza dove potessero arrivare e abbiamo fatto delle partite davvero importanti anche con buon gioco. Peccato perché ritengo che se non ci fosse questa regola che non condivido dei 10 punti forse avremmo ancora macinato ancora gioco, prestazioni migliori. Purtroppo dopo con la sconfitta con la Nissa, avendo raggiunto la consapevolezza di non poter disputare quasi matematicamente i play-off, abbiamo ovviamente fisiologicamente un po' staccato la spina a livello mentale, quindi sono arrivate delle prestazioni un po' così che ci hanno fatto perdere qualche posizione in classifica. Dispiace perché diciamo, avremmo potuto, secondo me, per quello che abbiamo fatto vedere, fare ancora di più. Però sono enormemente orgoglioso di questi ragazzi, del rapporto che si è creato con Mister Mione, che secondo me è l'artefice di tutto questo, per il modo come ha gestito il gruppo, come l'ha messo in campo e come l'ha gestito da fuori. Tutti i ragazzi, devo dire che mi sono divertito davvero quest'anno a Castellammare. Dal primo giorno non c'è stato mai nessun problema di nessuna natura, sempre serenità, sorriso e voglia di allenarsi, di crescere, di migliorare. E questo è il piacere di stare insieme, di creare gruppo, ha portato questo risultato che comunque oggi scriviamo una pagina importante della storia calcistica di Castellammare, perché il Castellammare mai aveva fatto 48 punti e mai era arrivato al quarto posto, quindi siamo ampiamente soddisfatti. Condividiamo con lo Sciacca il quarto posto, anche se per una questione di differenza degli scontri diretti dovremmo essere noi. Dico, sono delle inezie per carità, però essere dietro alla Nissa, al Favara e anche il Mazzara 46, che comunque alla vigilia erano additate tra le squadre che si dovevano giocare il campionato, per noi è fonte di grande soddisfazione. Stacchiamo la spina, vediamo quello che succede. Io volevo ringraziare il paese di Castellammare, i tifosi,
tutti gli addetti ai lavori per l'affetto che mi hanno tributato. Non so cosa ci riserverà il futuro. Io ovviamente darò la priorità al Castellammare, se vorrà il prossimo anno fare una squadra alzando ancora l'asticella per cercare di sempre stare nella parte sinistra della classifica, però si sa, poi quando finisce la stagione si può aprire anche qualche altro capitolo. Intanto ci rilassiamo perché sono veramente stanco anche alla luce di ultime situazioni che sono accadute, quindi abbiamo bisogno fisiologico di staccare mentalmente e vedremo cosa ci riserverà il futuro. Ecco, ti metto un po' in difficoltà, visto che hai detto praticamente tutto tu. Ti metto un po' in difficoltà alla luce della tua lunga esperienza nel calcio dilettantistico siciliano e anche visto anche quello che hai detto tu, cioè un fattore sorpresa, il cammino che è stato esaltante nonostante le ultime giornate comunque col freno a mano tirato a marce più basse. Si può dire che questa sia stata, se non la tua più bella esperienza da dirigente, una delle più belle? È la più bella insieme a quella che con la Parma siamo arrivati a sfiorare la Serie D. Diciamo che oggi concludo il 15° anno come dirigente di una squadra di calcio di eccellenza, ininterrottamente sempre nel girone A. Ovviamente l'annata clou è stata quella della vittoria del campionato con Pino Ricola da Agrigento e con quel gruppo meraviglioso che poi è arrivato anche in Lega Pro, diciamo, ma parliamo di altri palcoscenici. Se parliamo di squadre, diciamo, di seconda fascia, ovviamente ancora resta indelebile l'esperienza con la Parma. L'abbiamo perso la finale nazionale con l'Andria, peccato abbiamo perso 3-1 in casa a Carini, ma poi abbiamo vinto 1-0 davanti a 12.000 persone ad Andria. E poi c'è questa stagione che indubbiamente ci ha posto alla ribalta regionale con una lieta sorpresa, soprattutto mettendo in vetrina i ragazzi. È stata una stagione, come ti ripeto, dove mi sono davvero divertito e dove si è fatto calcio pulito senza mai diciamo, avere delle persone che andavano fuori le righe. Ci siamo veramente, diciamo, compattati e trovati in un paese, in una situazione che io sono arrivato qua il 3 agosto, ma conoscevo solo Mione, qualche giocatore e poco altro, quindi non sapevo cosa mi aspettavo obiettivamente. Però c'era qualcosa che mi attirava a venire a Castellammare e devo dire che è stata una scelta veramente bella, sia per l'affetto e il calore del paese nei miei confronti, sia perché è un posto a livello naturalistico davvero splendido. A me piacerebbe rimanere, vediamo cosa decide la società e quello che maturerà nelle prossime settimane. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida tra Emiri e Figarazzi, risultato di 1-0 come recita il nostro scoreboard. Sono già entrate in campo entrambe le formazioni, ma non il duo arbitrale formato dal signor Sant'Angelo e dal signor Oliveri, rispettivamente Trapani e Palermo. Vediamo quale sarà il quintetto iniziale per gli Emiri. Al momento, per come sono schierati in campo, dovrebbero partire con Rappa, Pecoraro, Vallecchia, Comito e Trepani sempre in Nicella. Però vediamo se ci sarà qualche cambio da parte di mister Orlando. Dall'altra parte vediamo, perché abbiamo la postazione del Figarazzi proprio qui sotto la nostra postazione. Il tecnico che sta dando delle indicazioni tattiche con una meravigliosa lavagnetta, con tutti quanti ad ascoltare. Vediamo sicuramente quali saranno gli schemi per il Figarazzi. Sicuramente dal primo Messina dovrebbe ripartire, poi ipotizziamo Poma, la Targia, la Barbera e probabilmente Parisi. Però vediamo se magari ci sarà spazio anche per altri calciatori. Sicuramente non è ancora entrato in campo Di Chiara, per come è entrato in campo Marino. Sono gli unici due delle Figarazzi a non aver fatto il loro ingresso in campo. Per quanto riguarda invece gli Emiri, non è entrato Gaetano Arcilesi, secondo portiere. Poi tutti gli altri invece sono entrati in campo, dunque questa è sicuramente una buona notizia per gli Emiri, perché significa che tutti i giocatori sono comunque validi, che possono entrare in partita, al di là poi del minutaggio che può essere differente
tra i vari calciatori significa che Mister Orlando può contare comunque su tutti, e questa non può che essere comunque una grande notizia. Nel frattempo si ritorna in campo dunque con Parisi, Presti, Giacomo, Poma e Latargia. D'altra parte confermiamo Pecoraro, Vallecchia, Rappa, Comito e tra i pali Rinicella. D'altra parte chiaramente tra i pali c'è Messina. Sul punto di battuta Poma, una buona gara per lui, forse qualcosa lì davanti da farsi perdonare c'è, però sicuramente se il secondo gol non è stato preso è grande merito proprio suo per aver negato in scivolata con il petto il secondo gol. Comunque palla al centro, si attende il fischio da parte del direttore di gara, si guardano, cercano di coordinarsi il signor Sant'Angelo e il signor Oliveri, sguardo verso l'orologio, verso il cronometro per poter fare partire il tempo. Inizia anche il secondo tempo di questa sfida con Presti Giacomo che va dalle parti di Parisi. Latargia, Parisi, Presti Giacomo, c'è Poma lasciato solo. Latargia vuole Poma, buono qui l'aggancio, sponda perfetta per Parisi che cerca la punta, poi Comito, Pecoraro insegue il pallone ma non ci arriva però Vallecchia sempre molto rapido, poi Comito cerca il passaggio su Pecoraro, Messina capisce tutto in anticipo anche con l'aiuto di Parisi. Presti Giacomo, Latargia, vediamo se esplode con la sua solita tecnica. Comito non lo fa passare. Veloce muovere sta palla. Dai ragazzi. Una grande partita per Comito che con la sua esperienza sicuramente ha dato una grossa mano agli Emiri dopo il trasferimento. È arrivato praticamente tra gli ultimi. Nel frattempo sarà rimessa laterale con Poma che si accontenta, non vuole toccare il pallone, vuole battere invece questo calcio piazzato con Presti Giacomo. Adesso Latargia suola, poi cerca il pallone in mezzo, Rappa tocca, mette in calcio d'angolo e dunque occasione per il Ficarazzi che si fa vedere in avanti, si affaccia. Poma di prima cerca il tocco, poi Rappa un po' litigando col suo avversario, poi Poma è molto rapido, Rappa lo ferma rischiando veramente tanto. Silenzio, giochiamo! Comito, A destra Melo! Alla Melo! Rappa, Usciazzo! Comito, c'è lo scatto di Capitan Rappa, non viene servito, si va dalle parti di Vallecchia. Ha fatto una grande gara Vallecchia quest'oggi. Comito di prima, cercare sempre Vallecchia, lo porta invece verso l'uscita Poma. Ottimo il lavoro qui del 16, che sicuramente con la velocità può tenerlo. Presti Giacomo, Latargia con la punta, cerca il tiro, non è perfetto. Salvo! Bello! Va bene, sa! Si parte con Rinicella dal basso, Rappa, accorcia Vallecchia, ma c'è anche Comito, invece prende posizione in avanti Pecoraro, che Comito invece sceglie il centro, vedendo anche il taglio dei compagni, infatti alza la sfera per Poma di petto, lotta con Rappa, col fisico, la meglio il 5, ma poi il 16 Poma riesce con la tecnica a uscire via e calcia anche verso la porta, prende in pieno Comito, calcio d'angolo. Chiama cazzo! Sarà corner con Parisi che chiama uno schema per Poma. Non era brutta quell'idea, era anche stato lasciato solo probabilmente dai suoi. E forse si chiama un cambio, vediamo chi entrerà. È pronto, Salvo! Dovrebbe entrare la Barbera al posto proprio di Poma. Forse ha preso una botta. Tempo benissimo gesto da parte di Vallecchia, che deve uscire, forse qualche problema della respirazione, cercando di favorire l'apertura dei muscoli respiratori per la gabbia toracica, chiaramente per permettere l'ingresso di una maggiore quantità di aria.
forse nello scontro con Rappa, ma stiamo un po' ipotizzando. Nel tempo Parisi restituisce il pallone, al suo posto invece è entrato la Barbera che si posiziona lì davanti. Comito, Vallecchia, c'è l'inserimento di Rappa senza palla, Vallecchia sempre molto tecnico qui. Comito, Pecoraro con la suola, palla incollata, va giù, però non c'è nulla, si continua, palla non è nemmeno terminata fuori. Poi Parisi la porta verso la Barbera, cambia lato, Presti Giacomo, la Barbera allarga per Parisi, cerca il secondo palo e non arriva la Barbera per questioni di centimetri. Scontro con Inicella, tutto regolare, 1-0 il risultato. Francesco, ora vieni a riposare, gira a destra, Francesco. Gira, scendi. Dai. Pecoraro prende forse un calcio da dietro, infatti così è stato, calcio di punizione. Qui buon lavoro da parte di Pecoraro che da pivot ha fatto risalire i suoi compagni, guadagnando anche un importante calcio di punizione che comunque è sempre importante per tiri liberi. Rappa, Vallecchia cerca di puntare l'uomo, è molto rapido, Vallecchia va sul fondo, poi Messina mette il piedone nel punto giusto, Vai dentro. riesce a negare questo pallone perché c'era Pecoraro che stava quasi per arrivare, anche se era rimasto un po' troppo a rimorchio. Vallecchia, Pecoraro, la porta fuori, Rappa, adesso c'è Comito, palla al centro, Vallecchia allarga per Pecoraro, non si rientra e calcia, Pecoraro ci pensa un attimo ma torna dietro, Comito, le finte, sempre molto elegante il professore Comito, poi Pecoraro si gira, calcia, Messina, in due tempi, quasi palla che stava per sfuggire dalla tanta potenza del tiro di Pecoraro. Poi Rappa va a commettere fallo in pressione molto alta. Dai. Intervento forse un po' ingenuo da parte del capitano, che è andato un po' troppo in alto. Tentativo di andare a fermare l'avversario. La Barbera allarga il gioco per la conclusione di Parisi che viene fermata e si riparte in contropiede con Rappa. Vallecchia sempre molto tecnico in mezzo a due, calcio di punizione. Che giocatore, Giorgio Vallecchia. Alza. Quando Vallecchia è in forma però è veramente un giocatore incredibile, spaziale. Nel tempo fuori Presti Giacomo, dentro Crivello. Un cambio dal punto di vista tattico non cambia nulla in realtà. Invece non è così. Sarà calcio di punizione con lo stesso Vallecchia che potrebbe cercare direttamente i pali difesi da Messina. Vediamo. Mattia, pronto, Matti? C'è anche Comito vicino a lui però. Sali un po', Vittorio! Va Vallecchia, uno schema per Pecoraro, cazzo la palla a Crivello! Poteva anche andare in porta, ma miracoloso Crivello come nel primo tempo. Lo è stato invece Parisi dall'altra parte. Si rimane 1-0. Comito allarga per Pecoraro, c'è Condiviche ma non riesce, gli ruba il pallone. Poi Parisi punta la difesa degli Emiri, apparecchia per Crivello che potrebbe anche pensare ad una conclusione ma ci ripensa. Poi Parisi, buon dribbling. È cumulativo! Gira, fa! Riesi, Crivello per la Barbera, Comito. Quasi come se fosse un magnete da tirare questo pallone. Sarà rimessa laterale per il Fiorenza e continua dunque ad attaccare. Poi cambio perché il pallone non era sulla linea. Bravo. Rappa. L'ha seguito me! Vallecchia. Vai Sal, vai Palò, ce l'hai Palò! Poi Rappa vuole girarsi un rimpallo, prima lo favorisce e poi no. Pecoraro, Comito, Pecoraro tiene il pallone tra i piedi sotto la sua larga per Comito. C'è Rappa, viene servito, lo aggancia, poi nel tunnel, poi cerca la scivolata, riesce a passare palla sul secondo palo, Vallecchia può arrivarci, la porta forse un po' troppo all'esterno e poi torna dietro da Comito.
Vallecchia. Signora, guardi il braccio, signore. Pecoraro. Rappa, Comito, Vallecchia. Gioca benissimo qui Emere. Doppio passo, rientra Vallecchia. Non ha lo spazio per poter concludere. Poi cerca un passaggio che non arriva. Comito. Grande giocata di Comito, poi però sbaglia il passaggio. Può ripartire con Riesi. La aggancia Riesi. E poi Rappa. Chiude benissimo. È scivolata qui molto dura del 9 però sul pallone. E dunque al minuto 39 rimessa laterale. C'è veramente un momento di pausa in questo match. Comito, Rappa, Rinicella per Pecoraro che riesce ad appoggiare a Salerno. Adesso c'è un doppio pivot e qui brutto fallo qui di Riesi che dice di no. Mattia, non perdere mai la testa. Matti, calma Matti. Fallo su Pecoraro che si rialza. Comito. Sali, gira. Pecoraro. Poi cerca Rappa Salerno, i due non si sono capiti. Adesso dicevamo c'è un doppio pivot con Pecoraro e Salerno. Dunque artiglieria pesante per Mister Orlando, che vuole sicuramente sfruttare la fisicità di due calciatori. Senza fallo. E anche la possibilità di poter trovare la porta. Pecoraro, magia! Salerno, cerca il passaggio, non passa. Poi il rimpallo, Salerno, scivolata di La Barbera. Poi dentro Sciacca. Cambia i contesti pure i secondi. E rimessa per Emire. Sciacca. Rappa. Testo Comito, aggancia con la suola, sempre molto elegante. Palla al piede del numero 6. Sempre Rappa. Adesso Non rischiare, Manuel, non rischiare. Allarga per Comito di ritorno. Sciacca. Messina ancora una volta provvidenziale in questa uscita. E dunque l'artiglieria pesante, il doppio pivot dovuto veramente per pochi minuti con Pecoraro che infatti ha lasciato il campo a Sciacca, che è molto rapido, può puntare la difesa. Sciacca rimane giù, anzi rimane in piedi, poi va giù, calcio di punizione, fallo. Il giallo però dobbiamo capire per chi è arrivato, sembra per Riesi. Poi Comito batte rapidamente per Sciacca, Messina, poi Crivello, però c'era un cartellino giallo e quindi va chiaramente rispettato il regolamento che dice di aver bisogno di un fischio, chiaramente. Riesi allontana un po' il pallone con mestiere e Rappa invece guadagna metri. Secondo te usavi? Ma non sto dicendo niente di quello. Stare zitti. Poi Comito Stare zitti fuori. va Comito a battere il calcio di punizione. Lui che è uno specialista di questi calci, però Sciacca sta guardando molto la porta. Forse calcia lui e infatti va Sciacca! Prende in pieno la traversa, la scheggia totalmente. Con Rappa che invece torna da Renicella. Comito tiene in campo. Riesce a passare, vuole la velocità, Comito è più veloce, Comito sul secondo, palla per Salerno, palla che rimane lì e calcia! Ci ha provato, era molto storto dal punto di vista della coordinazione, però comunque è riuscito a calciare in porta, palla fuori, 1-0 risultato. Vabbè, anche è uscito, è fuori. Ah, si può A tempo ritorno in campo Presti Giacomo, così come la Targia. Riesi per Presti Giacomo che carica la conclusione. Salerno lo ferma in modo irregolare, arriva forse anche il giallo. No, niente giallo. Salerno ha provato a sfruttare il suo fisico per tentare di arginare l'avanzata di Presti Giacomo e infatti ha commesso anche fallo. Sarà infatti calcio di punizione con sempre lo stesso Presti Giacomo a dover battere. Il signor Oliveri sta
dando la distanza dove sia Comito che Salerno. Imbareva, conclusione, prende il palo, che molto sfortunato Presti Giacomo, che aveva anche calciato bene. Palla però non è terminata in rete. Rinicella, la Targia in anticipo. Riesi vuole girarsi, ci riesce in mezzo, due passa, poi Rappa. Salerno si allarga, Sciacca fa tutto solo, Salerno allarga adesso per Sciacca e poi Messina con Salerno che voleva questo pallone. Si riparte in contropiede con Riesi, la Targia c'è la sovrapposizione di Parisi che calcia e poi, anzi, di Parisi, giusto? Così per cambiare idea sul nome, ma non così. Poi Sciacca con Presti Giacomo. Messina, Sciacca invece si va a prendere questo pallone con le cattive. Calma, sei agitato. Poi Comito. Rappa. Sei l'ultimo, ma. Sciacca. C'è la Targia che qui non è. Si fa beffare nel dribbling. Molto bravo invece. Riesce a contrastare. Poi Salerno lotta. Rappa, Comito prova il dribbling, l'ultimo tocco però dello stesso giocatore in maglia bianca. Rinicella, palla lunga per Sciacca di testa e Messina probabilmente con la spalla a negargli questo gol. Poi tacco di Rappa e ancora una volta Messina che sta tenendo in piedi ancora una volta i suoi. La Targia contropiede, cerca il dribbling, fallo di Comito, non per il dito di gol. Sciacca, poi Riesi, Salerno con la punta, ha cercato l'azione solitaria, però i ritmi sono veramente indemoniati. Adesso c'è anche un giallo per un membro della panchina delle Ficarazzi. La partita adesso si è un po' incattivita. Si ritorna con Presti Giacomo, però va ribattuto tutto. In campo nel frattempo anche Poma, lui che può dare sicuramente un pizzico di velocità in più. Tempo cala un po' il sole. La Targia vuole il fondo, riesce anche a crossare. È entrato in campo anche Presti Giacomo. Qua c'è l'altro Presti Giacomo però che avanza molto bene con Comito che fa un lavoro provvidenziale come sempre. Che partita di Comito, poi si allunga il pallone nel rimpallo con la Targia. Sciacca, Presti Giacomo che invece col fisico la Targia punta, molto tecnico, va sul mancino Comito, riesce comunque a crossare, però l'ultimo tocco è dello stesso capitano numero 7 che Rappa nel suo contrasto ha fatto sbattere il pallone per ultimo. Rinicella, palla lunga per Sciacca, l'aggancio magistrale, Messina ancora una volta, super. Poma per Presti Giacomo, ruota pivot perfetto, Poma ancora, Rinicella, sono perfetti i due portieri questa. Rappa, attacco, poi Parisi prova ad aprire, però per nessuno quasi. Non fischiare questo fallo. Ma cosa fa un fallo? Ma ci dobbiamo perdere tempo. Sciacca recupera il pallone, c'è la soppressione di Salerno, il tunnel, Sciacca apre, Salerno ancora può calciare, Riesi sul destro, allarga Parisi con la punta! Il gol del 2-0 e va ad indicare la panchina di casa, l'abbraccio con i compagni, 2-0 Emilia adesso al minuto 48. Filippo, lato di qua. Mimmo, ma ti metti là o là? Ora vai, Salvo, vai di là. Quando Esultanza da parte di Presi che era entrato da qualche minuto
e ha fatto vedere perché uno come lui deve giocare e perché può essere importante per una squadra. Parisi fa 2-0. 0-0 là! Ritorna in campo quindi con Presti Giacomo dopo il tocco del compagno. La Targia si gioca quindi con il quinto che al momento è Marchese. La Targia, Presti Giacomo allo spazio, può allargare poi su Poma, ma chiude prontamente Sciacca. Palla in mezzo per Presti Giacomo, vuole girarsi, rappa col fisico, con la spalla. Poi va fuori, ma non nel pallone. Poi Presti Giacomo e Parisi allunga, allontana più che può. Calma Andrea! Ciccio! Gira! Marchese. Presti Giacomo, imboccata per Presti Giacomo che non sbaglia e fa 2-1. La riaperta in questo caso Girolamo Presti Giacomo sull'apertura di Filippo Presti Giacomo 2-1. Sali, vediamo. Nel frattempo time out è chiamato per il Figarazzi che vuole sicuramente, siamo al minuto 50 nel frattempo di gioco, mancano 10 minuti, diciamo il time out del Figarazzi che ovviamente servirà per cercare di mettersi un po' dal punto di vista tattico meglio in campo. Il gol di Presti Giacomo sicuramente ha aiutato il momento che sta attraversando la squadra. Però la gara ancora è ben lunga dal dichiararsi conclusa. La gara molto aperta ancora a tutti i risultati, con i media al momento sopra di una rete, 2-1 il risultato. Ma ricordiamo che col pareggio comunque si andrebbe ai tempi supplementari, con gli Emili che in caso di parità ulteriore anche nei tempi extra potrebbe proprio gli Emiri passare al turno successivo. Nel frattempo c'è in campo Termini e non più Sciacca, dunque si ritorna in campo, minuto 51, mancano 9 minuti più recupero. Parisi Aiutalo, senza fallo. cerca l'appoggio sul Rappa, non è dei migliori, però l'aggancio del capitano, forse il primissimo errore della sua partita. Nel frattempo c'è ancora il quinto uomo con Marchese e dunque Messina ormai farà un po' il portiere volante, andando tra i pali mentre si difende, poi invece lasciando il posto a Marchese per il quinto. La calcio d'angolo con Presti Giacomo. La Targia, Marchese, sempre la Targia. Allarga il gioco, Marchese. Non ha spazio, infatti torna dal proprio capitano che poi sbaglia il passaggio. Tra i pali va Messina e invece Marchese va fuori. Male, Ciccio! Rinicella. Parisi, aggancio perfetto del numero 11. Termini. Dai ragazzi, andiamo! C'è una prateria sulla fascia destra, infatti Termini va a occupare proprio quella. Rappa. Termini. Perché Divingma non passa, la Targia, magia su Rappa. Poi l'ultimo tocco è dello stesso numero 7. Che però ha fatto un gran bel dribbling. Termini, può puntare Presti Giacomo, va, cerca il contatto. E calcio di punizione, fallo. Ed è giallo per Presti Giacomo. Con Termini che è andato giù. Qui con tanta astuzia Termini ha cercato un po' il contatto, bisogna dire. Sul punto di battuta c'è Parisi, però attenzione anche a Comito, che sappiamo essere una soluzione più che valida. Sta sistemando la barriera il giovanissimo Francesco Messina, classe 2005, portiere dal grande futuro. Poi Parisi va a cercare la potenza e prende sempre Messina, calcio d'angolo.
Vediamo se chiamano schema qui, Comito. O se invece cercherà una palla messa in mezzo. Si appoggia da Parisi, poi Comito torna dietro saggiamente, non ha fretta. Rinicella, c'è lo scatto, prova il rilancio, lui che solitamente è molto preciso anche con i piedi oltre che con le mani. Questa volta non è stato però provvidenziale, in precedenza ha messo ben 2 occasioni davanti alla porta sciacca. Con 2 risposte di Messina. La prima sicuramente la più bella, con la spalla addirittura. Marchese. Poi la Targia, c'è largo Marchese, palla in buca dal centro! Per Poma, che riapre tutto, 2-2. C'è disperazione per gli Emiri, ma 5 minuti alla fine, più recupero. La partita è stata ripresa con Poma, magia però assoluta di Capitan La Targia. Due a due il risultato dunque tra Emiri e Figarazzi. Quando mancano 5 minuti, ricordiamo. Comito. Buono il dribbling. Poi la Targia da dietro mette il piede nel punto giusto per dare fastidio. Comito allarga per Termini che può cercare la porta. Messina attentissimo sul primo palo, non si fa beffare. Il pareggio, ricordiamo, non basta al momento agli Emiri per passare al turno successivo. Rappa. Poi Rinicella cerca un lancio. Viene chiamato anche il time out dal Figarazzi che cerca di un po' riprendersi per cercare di agguantare anche una vittoria insperata forse dopo il 2-0. Dunque dicevamo un pareggio che al momento non basterebbe agli Emiri al momento per passare al turno successivo, basterebbe invece nella misura in cui si pareggiasse anche dopo i tempi supplementari. Quindi manca poco comunque, che mancano 3 minuti più almeno 2 di recupero e qualcosa si recupererà probabilmente, quindi ipotizziamo almeno 6 minuti che mancano per il termine del match, con il Figarazzi che sta cercando di capire quella che è l'impostazione di questi ultimi minuti, con Capitan La Targia che cerca di suonare la carica per i suoi. Sicuramente un buon secondo tempo sia dal punto di vista difensivo che in versione assist, perché tutto solo l'assist per il gol di Poma, una palla veramente geniale da parte sua. Nel frattempo cambio con Pera. Comito e Rappa chiuderanno la difesa con Rinicella, invece Parisi e Pera si occuperanno della zona di attacco con Marchese che il portiere non lo può fare. Marchese. Questi Giacomo va incontro, la difende per La Targia. Il portiere non gioca! No, non gioca il portiere! Un po' in difficoltà, poi spazza il pallone con Marchese, può attaccare Parisi, Poma, Parisi ancora rientra, calcia! Palla sull'esterno, ma grande occasione per gli Emiri per poter agguantare nuovamente la partita sulla vittoria. Messina va a lungo, Poma lotta, il tacco, Presti, Giacomo calcia, se l'era anche portata in realtà molto bene. Pera sbaglia il passaggio, poi Rappa allontana, quindi errore da parte di Pera. Presti Giacomo per Marchese, tutto solo sulla sinistra. Ecco La Targia, c'è sempre Presti Giacomo, Marchese va sulla destra invece. Serve adesso Marchese col mancino, apparecchia La Targia.
con calma il Figarazzi, non ne vuole gettare il pallone lontano. Poi Parisi commette fallo, calcio di punizione. Che giallo per Parisi. Calcio di punizione importante qui per il Figarazzi con Prestigiacomo e Latargia sul punto di battuta. Si avvicina però anche l'altro Prestigiacomo, ovvero Girolamo, detto Mimmo Prestigiacomo, ricordiamo, ex Beko, ex Iato, volevo dire. Non passa indietro, C! Latargia, Stai largo, Mimmo! Marchese allarga dalle parti di Prestigiacomo. Adesso Latargia cercano forse lo spiraglio per attaccare gli Emiri quando mancano 20 secondi alla fine del secondo tempo, ma chiaramente c'è da recuperare almeno 2 minuti per i 2 time out. Latargia, Gira. Latargia ancora allarga dalle parti di Marchese che sul sinistro. Ricomincia. Prestigiacomo cerca sempre di non rischiare nulla, il Figarazzi vuole ricominciare anche per trovare forse un'unica occasione, ma quella deve essere vincente per portare la vittoria chiaramente. Marchese, Latargia allarga ancora, Marchese può calciare, forse ci pensa per un attimo, poi torna dalle parti del compagno. Latargia ancora, Marchese, c'è largo Prestigiacomo, palla di ritorno, Marchese potrebbe apparecchiare per Latargia che calcia! Quasi un tiro libero in movimento per Latargia che non inquadra la porta, ma Rinicella comunque sembrava in direzione. Oh, Filippo! Poma! Fingi il centro. Va Rinicella a battere verso Rappa, c'è il largo Comito, si fa vedere invece Pera. Si avvicina anche Parisi che prende la posizione centrale. Comito, proprio Parisi. Comito di prima, sempre molto utile nel suo gioco. Parisi nasconde il pallone, calcia verso la porta. Poma, utilissimo anche in fase difensiva il 16. Rappa, Sali lì. Filippo! Comito, Pera, poi Rappa per Poma ancora una volta in anticipo netto su Parisi. Minuto 61 di gioco, siamo già oltre ai minuti regolamentari. Parisi, Pera si gira, vuole calciare e poi non arriva Parisi. Messina, le gambe si intrecciano, però c'è un fallo in attacco, ma grande azione per gli Emiri per trovare il terzo gol con Pera, ma tanta sfortuna adesso. Latargia, c'è lo scatto, prende però in pieno la figura di Comito. Prestigiacomo si gira, Comito è scivolata, anzi no, chiedo scusa, Pera è scivolata, non Comito che infatti sta recuperando ora. Filippo, gira! Latargia, Abbassa di Francesco. Marchese cerca il passaggio per Prestigiacomo e poi Poma non sbaglia sotto porta, fa 2-3 al minuto 62 e 20 secondi quando manca veramente pochissimo e può mettere fine all'avventura degli Emiri in questa stagione. Con l'esultanza, con il pubblico che ha seguito il Figarazzi, manca veramente pochissimo. Il gol di Poma che ha attaccato al centro e ha trovato il modo di trovare il tris. Tanto rosso per un dirigente. Nel frattempo capitano Latargia ci aiuta un po' nel tempo perché dice 30 secondi, ci fidiamo di lui al momento. 30 secondi dovrebbero essere quindi quelli mancanti per la fine del match, con Rinicella che lascia lo spazio a Pecoraro. Dunque quinto uomo anche per gli Emiri. Quinto uomo ha funzionato alla grande, possiamo dire, per il Figarazzi. Vediamo se sarà lo stesso per gli Emiri. Intercetta Prestigiacomo, poi Rappa, c'è Parisi, Rappa cambia tutto, Comito, c'è largo anche Pecoraro, viene servito adesso Pecoraro con potenza, non trova la porta. Messina per Prestigiacomo che cerca la porta, poi la tocca
c'è lo scatto con Rappa, Prestigiacomo non pressa, fischio, triplice fischio e vittoria per il Figarazzi che in rimonta incredibile sotto i 2 gol vince con il risultato di 2-3. Una partita bellissima quella tra Emiri e Figarazzi, con gli ospiti che sono riusciti in questo colpo esterno incredibile, improbabile forse dopo il risultato di 2-0 che si era concretizzato per gli Emiri, che però lasciano questo campo, salutano questa stagione con una prestazione che comunque rimane positiva. Nel frattempo esulta ancora la squadra del Figarazzi che vince questo match e andrà a affrontare la vincente del match tra Città di Marsala e Pioppo. Nel frattempo anche bisogna dire come il Figarazzi è una squadra che viene dal campionato di Serie D, lo scorso anno ha vinto infatti i playoff del campionato di Serie D e adesso invece è ad un passo dalla C1, un progetto incredibile, quello di Capitan La Targia e compagni chiaramente. Nel frattempo noi invece vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto, vi ringrazio e alla prossima.